La scenografia virtuale in tempo reale è un upgrade alla scenografia virtuale che già da molti anni realizziamo qui in Fordolo. È un modello tridimensionale che viene costruito digitalmente, al quale si possono applicare delle condizioni luminose, delle texture, degli elementi di reazione a determinati eventi. Possono essere eventi quindi che avvengono in tempo reale e legati alla recitazione di un attore, o eventi che vengono costruiti insieme al regista. Costruire una scena con questi elementi significa quindi un materiale scenografico virtuale, cioè digitale, che però ha le stesse caratteristiche di un materiale reale. Significa quindi costruire un mondo fantastico che ha le stesse regole della fisica del mondo reale. Per esempio, una quinta digitale in una scenografia virtuale può reagire ad una luce digitale esattamente come reagisce una quinta in palcoscenico alla luce reale. Tutto ciò può essere riportato nella realtà e quindi sul palcoscenico. Il fatto di visualizzare subito lo spazio scenografico e di configurare a proprio piacimento, di spostare gli elementi, di spostare le luci, di modificare le condizioni, di creare gli effetti in tempo reale, non è la costruzione di un video, ma di un contenuto che può essere gestito e modificato sul momento. Il processo di creazione scenografica rimane comunque lo stesso, e rimane lo stesso anche il rapporto tra scenografo e regista nella costruzione delle geometrie virtuali o nella scelta degli elementi che caratterizzano la scena. Lo storyboard, cioè la costruzione delle sequenze, che è una fase della produzione e che è fondamentale, qui assume ancora più valore per la pre-produzione della scena e dei vari effetti che verranno poi successivamente creati. L'attore viene inserito all'interno della scena tridimensionale come una figura bidimensionale ritagliata. Quindi non è un semplice ritaglio cinematografico, ma è un composito molto evoluto che avviene in uno spazio tridimensionale. Questo non è solo uno strumento di lavoro per la pre-produzione di una scena, è uno strumento di pre-produzione di un intero spettacolo che ci permette di valutare economicamente la fattibilità di un progetto, di preventivare, di organizzare e considerare le tempistiche per la realizzazione successiva dello spettacolo dal vivo. Non solo, questo strumento diventa anche un supporto per chi si occupa della comunicazione e del marketing di uno spettacolo, che può iniziare a comunicarlo, a promuoverlo, ancor prima che avvenga la messa in scena in palcoscenico.